Qui è stato venduto il biglietto che ha vinto 1 milione di euro. Sì, l'ho sentito di... Dove l'hanno venduto? Dove? Qui, questa stazione. Ah, bene, mi Comunque, fa tanti piacere. auguri a tutti. Complimenti per chi l'ha vinto, speriamo che sia uno che ne ha bisogno e che gli faccia fortuna. C'è anche il Veneto tra i primi premi dell'estrazione della Lotteria Italia, con un fortunato o una fortunata che all'autogrill di Arino di Dolo, lungo l'autostrada A4 Venezia-Milano, ha vinto 1 milione di euro, quinto premio della classifica. Non è lei il vincitore, fortunatissimo? No, grazie. Magari. Tra i dipendenti dell'autogrill si vocifera il milionario o la milionaria sia di fuori provincia se non di fuori regione e che il biglietto vincente sia stato venduto proprio a ridosso del Capodanno. Se lei vincesse 1 milione di euro cosa ne farebbe? Non lavorerei più, la prima cosa che farei. Sempre in vacanza, 365 giorni all'anno. Io lo metterei insieme a quell'altro che ho. E cosa ne fa? Li tiene da parte? E tengo da parte, vado in giro, faccio dei viaggi con mia moglie da solo e così e mi diverto. Che devo fare? Viaggerei, spenderei in viaggi e cose del genere. Tante di quelle cose, penso proprio tante cose più bisognose magari, che mi farebbe piacere farle. Prima la famiglia, i figli, aiuterei anche le persone, farei beneficenza, dai. In totale in Veneto sono stati venduti 524.000 biglietti, ovvero il 24,3% in più dell'anno scorso. Belluno è la città che ha registrato il maggior aumento di percentuale di italiani venduti, mentre la provincia con il numero più alto totale di biglietti acquistati è Verona, con oltre 165.000. L'hai comprato te il biglietto della lotteria? No, mi dispiace, non l'ho comprato. Va bene anche l'ho vinto. Non l'hai comprato bene, te? bene. Bene. Senz'altro che sia uno che ha bisogno. No, non ho avuto tempo e perché non l'ho nemmeno trovato. Accidenti, perché sennò l'avrebbe preso. Sì, anche due magari. Ma lei l'ha comprato il biglietto della Lotteria Italia? No, purtroppo mi sono perso questa occasione. Ma la prossima volta lo prenderò.